Intensa giornata padovana per il capo della polizia Vittorio Pisani. Arriva in questura dove ha presenziato insieme alle autorità cittadine all'intitolazione di una sala all'agente scelto Arnaldo Trevisan, ucciso da un rapinatore che stava inseguendo il 16 maggio del 1988. Un sacrificio, quello di Trevisan, che racconta dei tanti caduti tra le forze dell'ordine. Tutti sono un costante esempio per noi. Come ho detto, la grande iniziativa anche del questore qui presente che ha voluto porre al muro le fotografie di tutti i nostri caduti, perché è importante che i nostri giovani allievi agenti, i nostri giovani colleghi funzionari, quando entrano in servizio devono ricordare che ci sono appunto dei nostri colleghi che hanno sacrificato la vita al servizio della comunità e che sono un esempio costante quotidiano per il nostro dovere. Occasione pubblica per il questore di Padova, Antonio Sbordone, per salutare la città. Che me ne vado con grande rammarico, per una bella sede naturalmente non può che farmi piacere questo, però credo di poter dire che è uno tra i posti dove sono stato meglio per tanti motivi. Una bella questura, una bellissima comunità che lascio con rimpianto. Le celebrazioni si sono poi spostate in via Qua Pendente, dove sono stati celebrati i 75 anni del secondo reparto mobile. Sì, un reparto storico che è intervenuto in tante purtroppo tragedie che questo nostro paese ha vissuto. Un reparto fatto di, consentitemi, di appartenenti molto gloriosi che nel passato si sono distinti, soprattutto in molte operazioni di soccorso pubblico. Sempre nella caserma Ilardi è stato inaugurato il nuovo centro operativo della Polizia Stradale, uno strumento per soddisfare la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini. Noi dobbiamo avere la capacità quotidianamente di essere al passo con i tempi e di adeguare la nostra struttura e la nostra capacità per soddisfare le esigenze della collettività, che sono sempre più, come dire, una collettività sempre più esigente. In questo dobbiamo avere la capacità di essere al passo con i tempi e di saper cogliere quelli che sono i bisogni di sicurezza della collettività, affinché il nostro servizio sia un servizio che il cittadino possa ritenere soddisfacente.